C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici di Teletutto, ben trovati a Centro Anch'io speciale C'era una volta. Siamo al Museo della Civiltà Contadina di Mairano, meraviglioso. Vi racconteremo tanti oggetti, attrezzi, strumenti in uso nelle cascine dei nostri nonni o bisnonni. Vero Federica? Oggi raccontiamo questo oggetto che vedete, è sbailadur. Ha a che fare con i bacchi da seta, con le filande, con i bozzoli. Perché cosa facevano i bacchi da seta? Mangiavano e facevano il bozzolo, però c'era raggiunto il momento di sbozzolare, cioè decattare le galete, e di ripulirle dalla baela, cioè la bavella, il filo dello strato esterno del bozzolo che era da scartare prima di consegnarle poi a una filanda. Ma questa operazione, Federica, si poteva fare a mano, ma i nostri nonni avevano inventato è sbailadur. Che cos'era questo sbailadur? La macchinetta! Una macchinetta, ho inventato questa macchinetta che a guerra finita era una cassetta con delle sponde miottavalte. All'interno aveva delle asteselle che le girava, le gira, i bozzoli all'interno venivano poi ripuliti. Esatto, a posto, e questo scarto si conservava e veniva usato per imbottire cuscini. I cuscini. I piumini. Sì. E sbailadur. Vedi che bello? Famosissimo. Famosissimo. Sbailadur. Sì, non so io, sbailadur. Adesso. Sbailadur. E adesso interroghiamo qualcuno in centro su un altro strumento un po' antiquato. Siamo qui in Piazza Vittoria in compagnia di Mariella, giovane, bella. Senti Mariella, tu di chi ti occupi? Cosa fai? Mi occupo di sport e di eventi sportivi. Infatti abbiamo organizzato recentemente la Maratona di Brescia, che è andata molto bene il 9 marzo, e quindi siamo molto contenti dell'esito di questo evento. Bene, allora in bocca al lupo e buon lavoro per il prossimo, insomma. Dai, è andata bene, siamo contenti. Allora, questa cosa tu sapresti dirci che cos'è? La vedi? Di cosa si tratta? Bah, a me ricorda qualcosa degli animali, cioè tipo degli animali da tiro, però non ne sono sicura, però non so, qualcosa che serviva ai buoi o ai cavalli. È quello, i buoi per la trazione, per lavorare nei campi. Questo è il giogo. Il gioco, vedi, si attaccava. Certo, Vedi? adesso che lo guardo bene effettivamente è il gioco, giusto? Il gioco, esatto. Senti, in dialetto secondo te come si dice? Calsu o zuf? Zuf. Sì, bravo, lo conosci il dialetto? No, mi ricorda, effettivamente ho sentito molte volte parlare di cioè questa parola l'ho sentita molte volte e non la collegavo, ma ora che vedo l'oggetto... È quello, il zuf, perché il calsu è un raviolo ripieno bergamasco, quindi non c'entra nulla. Grazie mille. Ciao a tutti, ciao. Simpatica e brava anche questa signora, ma adesso attenzione, quiz, cara Federica. Cosa c'è qui sotto le lenzuola? Che cos'è? Perché c'è questo rigonfiamento? Io lo so. Dai, cos'è? La monaca. La monaca, eccola qui, monaca o scaldina. Bravo. Perché? Perché questo attrezzo, vedete, in legno con queste assicelle, serviva per scaldare il letto, perché teneva sollevate le lenzuola, mentre lo scaldino, questo recipiente metallico con un manico di legno, si infilava qui, si appoggiava qui con le braccia, con i tizzoni e riscaldava il letto. La monaca, perché monaca. chissà poi perché monaca? Boh, magari ce lo venite a raccontare su FBL Instagram e ci verrete a dire monaca, che c'entra col caldo, col letto? Pure questo nome è. Io sempre di monaca, monaca. Monaca o scaldina. Va bene, la chiudiamo allora, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, alla prossima, ciao! C'entro anch'io.